Il Veneto è una delle regioni dove sono largamente praticate le attività di caccia e pesca. Durante questa legislatura sono stati proposti e sostenuti da parte del gruppo consiliare della Liga Veneta Lega Nord provvedimenti e delibere a tutela delle cacce tradizionali e dei pescatori. Vari progetti di legge sono stati approvati e sono diventati legge. Si vede il progetto sulle cacce in deroga, quello destinato a rendere operativa la pesca invernale nelle acque a salmonidi nei campi gara, ed anche quello che ha eliminato pratiche burocratiche per gli appassionati pescatori. Durante i 5 anni di questa legislatura ci siamo impegnati come gruppo consigliare regionale a sostenere sia il mondo della caccia che quello della pesca. Oltre all'azione a favore delle cacce in deroga e delle cacce tradizionali, della pesca invernale, ci siamo attivati per eliminare l'obbligo della licenza di pesca, per snellire i doveri burocratici e facilitare l'attività dei pescatori. Alloggi popolari, asili nido, servizi sociali, scuola, mutui prima casa in Veneto, prima ai Veneti. Questa è la proposta della Lega Nord che attraverso il pacchetto Prima ai Veneti, contenente 6 progetti di legge, punta a favorire chi è nato o risiede in Veneto da almeno 15 anni. Per esempio, per quanto riguarda l'assegnazione dei buoni scuola, si prevede l'istituzione da parte della Regione di un fondo per le famiglie a basso reddito, derivante dai soldi versati dalle tasse dei contribuenti. La priorità nel diritto di accesso all'assegno spetta a chi ha versato contributi da maggior tempo, perché è risedente in Veneto da più anni. Nessun razzismo, nessuna esclusione, ma soltanto priorità per tutti quei cittadini che risiedono in Veneto da almeno 15 anni ed hanno contribuito con il proprio lavoro e sudore nella fronte a rendere economicamente più forte questo nostro territorio, questo nostro Veneto. Ormai è noto che solo la Lega Nord pensa ai propri cittadini e al proprio territorio. La sicurezza, o meglio la percezione di sicurezza, è al primo posto tra i fattori determinanti la qualità della vita del cittadino. Secondo la Lega Nord, la sicurezza deve essere creata realmente sul territorio, attraverso forme di tutela che prevedano l'incremento delle forze dell'ordine e l'inasprimento delle pene. Il carcere deve rappresentare una vera misura punitiva e la riabilitazione può esistere solo per chi ha sbagliato in buona fede. A fianco dell'opera specifica classica delle forze dell'ordine e di polizia, che dovranno essere integrate con la vigilanza provinciale e regionale, il Carroccio individua nuovi campi di sfida, come l'urbanistica, quale strumento di prevenzione per evitare il proliferare di aree o zone dove si concentrano fenomeni di devianza e illegalità. Gli extracomunitari andranno monitorati e registrati, no all'indulto, no a qualsivoglia forma di sanatoria. Dobbiamo contrastare la proposta fatta alla sinistra per dare il voto agli extracomunitari. La nostra proposta è che i sindaci possano veramente controllare i loro territori e possano iscrivere all'anagrafe soltanto persone meritevoli e soprattutto che non ci siano costi per i bilanci di ogni comune. Il piano energetico della Regione del Veneto rappresenta un approccio organico alle criticità specifiche dell'uso dell'energia nelle sue diverse forme e punta anche a fornire stimoli e sostegno alla ricerca nel campo della produzione e dei vettori dell'energia. L'obiettivo condiviso è quello di incrementare la sicurezza degli approvvigionamenti, tutelare l'ambiente e la salute, incrementare la competitività dei mercati energetici per ridurre il costo dell'energia. Un nuovo piano energetico che preveda l'autosufficienza energetica del nostro Veneto e questo è l'obiettivo della Lega, garantire energia pulita alle nostre imprese. Energia alternativa, sole, acqua, aria, biomasse, energie rinnovabili per garantire il fabbisogno energetico del nostro Veneto, garantire la sua autosufficienza e garantire soprattutto un costo adeguato dell'energia per i nostri contribuenti.